Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È la 34esima giornata della Serie B-Win. Al Castellani, Empoli e Padova si affrontano con l'obiettivo di restare agganciati ad un treno chiamato playoff. 4-2-3-1 per Aietti ed il suo Empoli, con l'argentino Laurito chiamato a sostituire Bomber Coralli. Risponde dal canto con un 4-3-3 che dà nuovamente fiducia al brasiliano De Paula per rimpinguare il bottino di una sola vittoria esterna stagionale. Arbitra l'incontro il signor Merchiori della sezione di Ferrara. Alla prima vera occasione l'Empoli è già in vantaggio. È il quarto minuto infatti quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gorzegno cross al centro ed è proprio Laurito che con un'inzuccata vincente trova il vantaggio empolese. Proprio lui, l'argentino, classe 90, ricordiamo di proprietà udinese, in prestito all'Empoli. Bello lo stacco aereo di Laurito ed è 1-0 Empoli. Ancora i toscani ci provano al settimo minuto, ancora con Gorzegno, tentativo dalla distanza di Mancino, alto di poco, prova a chiudere i conti subito l'Empoli, ma invece il Padova che pareggia al 23esimo. De Paula, proprio lui, al limite dell'area, il Mancino sotto l'incrocio ed è 1-1. De Paula con un'esultanza abbastanza polemica dopo le contestazioni ricevute in settimana per la sua scarsa propensione al gol, risponde con un grandissimo gol appunto di Mancino ed è 1-1 Padova. Dal canto guarda l'orologio ed sono proprio i suoi ragazzi che cercano il vantaggio sul finire della prima frazione al 38esimo, quando Renzetti prova la conclusione di Mancino. Nella ripresa, confermati i 22 scesi in campo nella prima frazione, Aietti sprona i suoi, ma parte meglio il Padova con De Paula, ancora lui, sempre di Mancino, con un tentativo piuttosto velitario ma che comunque riesce ad impensierire il portiere Pelagotti. Al 54esimo ripartenza fulminea con Italiano che serve El Shaarawy, 60 metri palle al piede per l'italo-egiziano che converge verso la porta e poi con un diagonale preciso di destro, di interno destro, buca Pelagotti per il 2-1 Padova. Grandissima azione di El Shaarawy, il giovanissimo trequartista di proprietà del Genoa, che fa 60 metri palla al piede e poi buca Pelagotti con un preciso interno destro. Rivediamo, grandissima la marcatura messa a segno da El Shaarawy. Soddisfatto dal canto in panchina, la reazione dell'Empoli, punizione di Forestieri, Mori di testa, la prende fin troppo bene e per Cano non ci sono problemi. C'è un cambio poi al 64esimo che desta polemiche, è quello tra Fabbrini e Saponara. Fabbrini ovviamente idolo di casa, che però riceve i fischi da parte del suo pubblico. Al 70esimo Forestieri fa tutto bene, il tiro di destro, buona la risposta di Cano, poi spazza la difesa padovana, ma è il preludio al gol perché è il 73esimo quando Laurito con una sponda serve Valdifiori che di destro buca Cano ed è il 2-2 empolese. Rivediamo la sponda col petto di Laurito e il tiro di Valdifiori al volo. Bello anche questo gol, è il 2-2 per l'Empoli. Da questo momento in poi la partita non vive più di emozioni, complice anche il caldo, e quindi l'arbitro Merchiori di Ferrara manda le squadre nello spogliatoio con il triplice fischio. 2-2 il finale. Sia Empoli che Padova non abbandonano il centro classifica, 44 punti per i toscani, 42 per i veneti. Ovviamente il sogno playoff si allontana per entrambe le compagini.